Vergara è diventato il nuovo motivo per cui guardiamo le partite di calcio. Non c'è altro motivo. Alisson, un altro motivo. Dai amici belli, oh subito! Vabbè, calma, calma. Non voglio urlare oggi. La formazione è tutta a posto, la sapevamo, tranne Politano che ci avevano detto no, invece panchina. Dai giovane, dai. Credo che sia Juan Jesus su Nico Paz che si alza. Guarda là, guarda là. Bravo Juan Jesus, recuperata. Vai Vergara. Dovrebbe essere Kakeret, Maro Kakeret, il falso 9. Bravo Lobo. Occhio Olive. Dai, a destra, Baturina a sinistra. Dai. La palla Mazzocchi. Bravo Oilund, mamma mia, abbracci, baci, niente di più. Occhio, occhio. Bravo Giovane. Mazzocchi. Questo non è fuori gioco, vai Oilund. Bravo Paco, vai Giovane. Bravo. Brutta palla, Olive, brutta palla. Vergara punta, e Smolcic, Bravo. Guarda come cerca di rimanere in piedi perché lo sa. Light pure. Bravo Lobo, bravo. Vai Olivera, vai. Vabbè, col destro no, però vai. Paco. Gioca, che buono. Ho capito l'idea di Vergara. Fa niente. Bravo Elmas. Bravo. Cambia. Bravissimo. Olivera ci fermammo. Partita molto tattica, quasi noiosa. È interessante solo vedere tutti gli scambi che fanno. Quando Paz si abbassa troppo e sale Smolcic, se lo va a prendere Juan Jesus Smolcic, e Vergara va su Paz. Insomma, è più bello forse l'analisi tattica di domani che non la partita stessa. Ma mo si sveglia. Molto rispetto tattico. Vai Giovanni! Vergaruccio. Il cross. È buono! Rachmani è in charge su quei passaggi un po' più complicati. Bella palla Beu che ma va. Oilund, tu una ne devi prendere. Basta che ne puoi sbagliare 5, ne devi prendere una buona. Fuori gioco, non è fuori gioco. Bravo Juan Jesus, non è fuori gioco. Mamma mia. Bravo Juan Jesus. Ma perché? Wow, Olive, come hai fatto? Mamma mia, Smolcic. Che stai dicendo? Quale penalty? Io vedo qua Jesus che si tiene il ginocchio. Che sta succedendo? No, è Oliveira che non vede il pallone, prende solo il giocatore. Non ho dubbi. È rigore per il Como. Non ho alcun dubbio. Vogliamo far resuscitare anche Nico Paz dai penalty? Perché siamo magnanimi. Morto pure Juan Jesus. E Vania almost. Rigore perfetto. Forte, angolato, preciso, basso. E che vuoi prendere? Olivera! Che cos'è questo? Fuori dall'area. Proprio sulla linea, vabbè. Dico mazzo. questo è mazzo perché lo stesso fallo avviene un pochino più avanti. Poi però dovremmo ragionare. Vedi il check? Perché comunque ultimo uomo, il Doxo, lo Spa, il Cazzo e il cazzo. E io sta sulissima porta, sì, che non fa fallo. Quanto altro vuoi più? No? Vuol dire De Bruyne. Vabbè. Sono stanchissimo anche io. Tutto troppo brutto. Lascerete i like solo se la partita sia giusta. Non è questo piccolo grande amore. Dai, io sono svuotato.
Sono veramente svuotato, che non è partito. Vabbè, 12 secondi, non fa niente. Dai, vediamo di su qualcosa che come ricetta con Genoa serve una cosa sovrannaturale. Vediamo se esce una cosa sovrannaturale anche adesso. Vai Vergara! Eccolo qua! Lui non molla. A questo punto non possiamo mollare neanche noi. Chi ce l'ha, non ha visto niente. Oh, Lund, che bella palla! È freddo davanti alla porta, è freddo, la seconda volta che è freddo. Bravo perché... Ah! Chi arriva? Vai. Oilund, bravo! E questo non è questo non è giallo! No, voglio... Quello era rosso, già questo non gli dai questo qua. È bellissimo! Non dai il giallo qua! Sì, signore, amici tutti, siamo noi facciamo le vittime, perché anzi noi siamo aiutati dagli altri. La tira Mazzocchi, il timer non funziona più, non c'è niente da fare, quindi lo metto in pausa. Mazzocchi, bravo, non era male. Stiamo vedendo delle cose che, mamma mia. Lo sostituì, ma è chiaro, no? 2 volte, 3 volte. Credo, vedi, si abbassa Elmas. Credo che stiamo pensando di giocare un po' la palla, perché quella palla lunga in continuazione non mi sembra. Bravo Juanche! E che... Gesù! Ma perché? Ma quello ha rinviato! No, fammi capire. Ma Milinkovic Savic, no, fatemi capire un attimo. Quello non è che gliel'ha tolta dalla disponibilità, ha rinviato. Perché fallo per loro? Fammi capire. Vergara è diventato il nuovo motivo per cui guardiamo le partite di calcio. Non c'è altro motivo. Alisson, un altro motivo. Che cavolo che te, un capello non li e penci. Vai Alisson. Primo non è andato benissimo. Vai, aspettiamo. Stiamo aspettando chiunque, aspettiamo anche te. Vai Politano, bravo. È arrivato il giallino. Oilund se l'hai dato indietro Vergara. Vai Spina. Bravo Juan. Vai Vergara. Si rialza perché oramai non si butta più a te. Bravo. Vai Peuken. Non è male. Gracco, mannaggia sulla linea. Mannaggia. Bravo Ellison. Nico Pazzo l'ha luato. Polità. Aiuto. Spina, lasciala. Bravo Elmas. No, non l'ha preso. Ha speso il giallo come è giusto che sia, perché Peukem aveva fatto una buon giornata. Milinkovic Savic come voleva aiutare. Bravo Lobo. Vedi, mo è Butez che l'ha lanciata lunga e noi giochiamo dal basso. È normale che Nico Paz con il fallo laterale la ributta al centro. È normale. E gli dà pure il resto appresso all'arbitro. Gli dice pure le cose, incredibile. «20 minuti per Lukaku». Bello Spina, vai Guti. Bravo! Mettila bene, mettila meglio. Elmas, vai Alisson, fammi vedere un fatto dalla sinistra. Insomma, mamma. Spina dalla sinistra. Dai Alisson, però un po' più tosto sulle gambe. Bravo Politano. Bravo Elmas. È buono, vai Lukaku, che è buono. Punta, bravo. Il pachidermico. Ma non è colpa sua. Cioè, capiamoci quando. Come fa a essere veloce e brillante? Politano non ha capito che da fa. Politano, tu sei mezza punta, non sei difensore in questo momento. Occhio. Voivoda Calabria, Voivoda Milinkovic Savic. I capparati. Bravo Savic. Bravo Lukaku, vai Spina fino in fondo. La serpenspina. Wow, Santos. Wow. E Yam. Cutiè. Piglia Alisson. Bravo Lukaku. Bravo Spina. Piglia Alisson. Fai un fatto dalla sinistra, ti prego. Calcio d'angolo. E allora i rigori. Io faccio tardi con la live, però la live l'abbiamo già fatta ieri, questo video vi è arrivato oggi, quindi lasciate i like a prescindere perché non è colpa mia.
Non è colpa mia. Più di così non credo si potesse fare. Da Cugna è entrato dopo, però non è che è freddo. Politano, lui è quello che a volte tirandolo centrale gli è riuscito. Bravo! Bel rigore. Duvikas. Bravo! Lucacone. Non ti fa male, cioè mi verrebbe da dire non ti fare male. Romelu. Proprio fuori. Proprio l'abitudine, il miglior rigorista che abbiamo, proprio storicamente, no? Ma i rigori sono così, non è il miglior rigorista, non significa niente. Baturina cambia angolo? Sì. E non ci arrivano. Spina. Bravo Spina. Dai Savic, devi parare questa a Perrone. Per una questione anche di gruppo Telegram, di voci di mercato. Non sapevo! È pronto per il Napoli. Vieni, vieni. Mo la tira lui, la tira Savic. Cioè, come tira i rigoristi? Ah no, Santos. Ragazzo. Facci sapere con questo rigore se sei predestinato o se dobbiamo aspettarne ancora. Questi passettini, la messa! Bravo! Smolci, i piccoli Smolcic, quei piccoli pisilli. Dai, pari pure questa. Dove l'ha messa? Perché sempre lui i rigori decisivi? Perché se il canale deve morire, muore così. Elmas segna! Palla a pigliare nell'angolo del set, là, impossibile. Arrivano i difensori. Oh! God. Savic. Ha da bot di potere, non lo so, e penso perché. Però... Mamma mia! Spacca da porta! Rendetevi conto che è sulla nuca! Poi vada, buttala alta, fuori. Dai, ti prego. Niente. Miguel Gutierrez. Kempf. Niente. Lobo, ti prego. Niente. Il capitano, uno dei migliori, quello che è proprio così, è quasi sempre così. Vabbè, i like. Almeno è uno che non verrà attaccato dalla folla. Meglio così. Capace Ricci. Grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.